Un'interessante iniziativa quella di oggi, un convegno che parla di rinascita finanziaria attraverso la legge 3/2012, un'iniziativa che rientra nell'ambito delle sue attività di didattica e di programmazione da quando lei è commissario alla Camera di Commercio di Agrigento. Questa iniziativa è importante per una tematica che sta aprendo, è il sovraindebitamento. In poche parole questa norma consente, tramite un organismo che viene chiamato organismo di crisi, gestito dal Tribunale e su proposta della Camera di Commercio, consente di creare un elenco di commercialisti, notai o avvocati che possono accedere con un corso di formazione di 40 ore o altre professionalità con un corso di 200 ore di formazione, che probabilmente gli ordini professionali o noi organizzeremo al più presto, di costituire un elenco di esperti che affianchino le attività, le società meglio, e in particolare rivolte ai nostri iscritti, le piccole e medie imprese, agricoltori, industriali, eccetera, eccetera, ad una situazione di sovraindebitamento. Questo punto è già partito in molte città, se guardate su internet ormai si può vedere, a Firenze è importante, in altre parti dell'Italia non è partito. Va seguito e costruire questo sistema ha bisogno di una sinergia tra varie enti, quindi la Camera di Commercio principalmente, che ci siamo fatti i promotori di queste attività, l'Ordine dei commercialisti che ringrazio, l'Ordine degli avvocati che ringrazio, al fine per concorrere a un fine semplice, cercare di superare la crisi economica che c'è oggi. Il sovraindebitamento in sintesi posso portare uno che fa opera col ferro, può operare solo con ferro, non può fare altre attività, l'attività può andare in fallimento. Questa situazione consente di rilanciare l'attività in un certo periodo di tempo affiancato da un esperto che è nominato e scelto dal Tribunale. Questa legge è nata sostanzialmente sull'onda della crisi economica che ha attanagliato l'Italia negli anni, nel 2012, tant'è che è definita legge salva suicidi. Sull'onda di qualche suicidio di qualche imprenditore, il legislatore ha pensato di inserire una normativa che tenesse conto della possibilità di risolvere in modo alternativo le procedure di soddisfacimento dei debiti e un approccio cosiddetto rivoluzionario al soddisfacimento dei debiti, in quanto cerca di comporre gli interessi del debitore e del creditore con strumenti alternativi attraverso degli organismi che si chiamano organismi di composizione della crisi ed un professionista che è gestore della crisi. E questa legge è uno strumento importante per i sovraindebitati, che purtroppo sono una categoria molto diffusa, sia le famiglie che gli imprenditori hanno fatto ricorso al credito spesso in maniera sproporzionata rispetto alle loro capacità economiche. Non è una legge per tutti, ma è una legge per molti, e la legge cerca di aiutare coloro che si sono sovraindebitati non per acquistare beni di lusso o beni superflui, ma che non possono più pagare i debiti perché ad esempio sono stati licenziati o sono stati posti in cassa integrazione o coi contratti di solidarietà, o per le famiglie in cui c'erano prima due redditi e poi uno dei due è venuto meno, e quindi famiglie che originariamente erano in condizioni di poter pagare ad esempio la rata del mutuo e che poi non sono stati più in grado di farlo, con il rischio di perdere la casa frutto di tanti sacrifici e centro spesso degli affetti. E allora il legislatore vuole aiutare queste persone in maniera tale da ripartire i costi della crisi non soltanto nei confronti dei lavoratori subordinati o dei piccoli imprenditori e degli artigiani, ma un po' di tutti i soggetti della nostra economia, e quindi anche gli istituti di credito, le finanziarie, che spesso purtroppo erogano il credito in maniera indiscriminata a soggetti che già al momento in cui contraggono le obbligazioni sono persone non affidabili, sono persone non solvibili.